Siamo qua a Messina alla presentazione dei Forconi e del Fronte Nazionale Siciliano con Franco Clubi. Com'è andata questa presentazione, Franco? Ma guarda, è stata fatta un po' di chiarezza, abbiamo detto qualche cosa. Ovviamente ormai si sa che vogliamo portare la nostra rivoluzione, la rivoluzione di un popolo dentro i palazzi. Quei palazzi che ancora tendono di tenerle blindati e cercano di mischiarsi fra di loro, non contano più le divisioni ideologiche o interesse, perché l'interesse primario è bloccare questo popolo che vuole rivendicare la propria dignità. Allora si può parlare di politichese di quanto si vuole, ma questo non sazi in questo momento migliaia di famiglie che non hanno un reddito a casa, forse non ne ha nessuno, fanno le alchimie. Ci chiamano violenti, sì è vero, noi stiamo facendo una rivoluzione, ma per impedire la rivoluzione che ci sarà possibilmente domani, e quella farà veramente male a tutti. Perché a differenza della violenza la vogliamo evitare, si può evitare semplicemente se questi delinquenti la smettono e facciano un passo indietro e lasciano ai figli di questo popolo prendere il loro posto, perché ci sono, in cambio di andare all'estero dopo che le famiglie li hanno portati a un livello che potrebbero benissimo amministrare la nostra terra. A voi non vi appartiene Dio, avete capito? Dio, se esiste, si farà sentire anche su questo. E mi auguro appunto che questo popolo, finalmente, al di là delle tematiche del politichese, faccia giustizia, perché è giusto che un popolo deve vivere con la propria dignità e di questo si tratta. Se non ci riusciamo così, democraticamente, perché abbiamo la democrazia, non siamo come gli arabi, signori, dopo il 28 ottobre credo che bisogna prendere qualche altra cosa.